Per quello che sono stati i danni credo sia simbolico quello che approveremo la settimana prossima, cioè 1 milione di euro per San Marco. Questo credo sia simbolico. Dopodiché il Mose è un'opera di interesse nazionale, quindi la Regione non c'entra se non per il fatto di vigilare e sperare che i lavori alla fine diano i risultati che ci aspettiamo. Un contributo a quello in arrivo del Consiglio regionale del Veneto, presieduto da Roberto Ciambetti, che ha un forte significato, anche simbolico, di vicinanza alla città. Lo ha annunciato, a margine della visita di Giorgia Meloni a Venezia, Massimo Giorgetti, vicepresidente del Consiglio regionale, insieme a Bruno Pigozzo del Partito Democratico. E un finanziamento a cui ha fatto riferimento anche il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, nella conferenza stampa di riepilogo dei danni. Dopo Meloni, anche Giorgetti lancia un suo invito molto chiaro. Venezia è bella, va visitato, non bisogna disdire le prenotazioni perché c'è un'economia che funziona ed è un buon modo, al di là dei contributi e degli aiuti ai commercianti, non c'è niente di meglio che venire a visitarla.